Euroregione.news. Despar raccoglie 114.000 euro per la Casa di Joy. Sarà la Casa di Joy, associazione di Udine impegnata nel sostegno a bambini affetti da patologie oncologiche e alle loro famiglie, a ricevere l'assegno di 114.008,75 centesimi, frutto delle micro donazioni della vasta clientela che frequenta i tanti punti vendita in Friuli Venezia Giulia del gruppo Despar, Eurospar ed Interspar, rappresentato da Aspiag Service, la società concessionaria di questi marchi per il Triveneto, l'Emilia Romagna e la Lombardia. La raccolta, avvenuta dal 20 novembre all'11 dicembre e costruita sull'arrotondamento degli scontrini, rappresenta una delle iniziative di charity annuali più importanti del gruppo Despar, Interspar ed Eurospar, quest'anno con il titolo Un piccolo gesto, il tuo dono alla comunità, e fa leva sulla grande collaborazione dei dipendenti della catena, in specie cassiere e cassieri. La consegna simbolica dell'importo, evidenziato in un grande facsimile dell'assegno, è avvenuta nella sede della regione Friuli Venezia Giulia a Udine. L'assessore regionale alla salute Riccardo Riccardi, non presente per impegni di giunta, ha ricordato ancora una volta in un messaggio sia l'impegno sociale e di responsabilità aziendale del gruppo Despar che il valore della comunità regionale per la sua puntuale adesione a queste iniziative. Il direttore del gruppo Despar regionale, Fabrizio Cicero. Innanzitutto diciamo grazie ai nostri clienti, perché si sono fidati di noi anche questa volta, per ben 308.000 volte hanno dato fiducia al nostro progetto, abbiamo raccolto oltre 114.000 euro e quindi grazie ancora di cuore ai nostri clienti. Poi un grazie importante va ai nostri colleghi dei punti vendita, perché senza di loro il messaggio non avrebbe avuto la risonanza che ha avuto. Mi diceva adesso la Presidente della Casa di Joy che hanno avuto degli accessi enormi nel loro sito, quindi vuol dire che chi non conosceva l'associazione, spinto dalle nostre cassiere, i nostri cassieri che raccontavano il progetto, sono andati a vederlo. Quindi secondo me abbiamo raggiunto un obiettivo importante. Da una parte abbiamo raccolto oltre 114.000 euro, dall'altra parte abbiamo anche raccontato cosa fa di bello e di buono questa Casa di Joy nel momento in cui le persone ne hanno bisogno. Quindi siamo veramente contenti, orgogliosi. È un bel regalo di Natale che facciamo alla Casa di Joy, un bel regalo di Natale che i nostri clienti ci hanno fatto. Dicevo prima che siamo in un momento economico difficile, ma ogni volta che ci troviamo in un momento difficile, i clienti, le persone aiutano ancora di più le persone che ne hanno bisogno, e questa è veramente solidarietà. La nostra regione è abituata a fare tanta solidarietà e questa ne è una bella dimostrazione, quindi grazie di cuore a tutti quanti, grazie. L'associazione Casa di Joy destinerà la donazione al miglioramento delle attività svolte e al progetto ambizioso di costruire una palestra riabilitativa per i giovani affetti da patologie oncologiche, ha ricordato la presidente Rita Di Rienzo. Noi siamo alla Casa di Joy e ci occupiamo di bambini malati oncologici. Il progetto è nato in questo modo. Principalmente noi ci occupiamo dei bisogni dei bambini, quindi aiutiamo le famiglie anche economicamente. Ci siamo conosciuti con il direttore Cicero e ci hanno proposto un progetto. La Casa di Joy aveva nel cassetto un grande progetto che è quello della costruzione di una palestra riabilitativa che va ad aiutare i bambini malati oncologici durante ma anche dopo la malattia. Ci sono dei tipo di tumore che è quello cerebrale che magari lascia grandi disabilità. Quindi la palestra riabilitativa che cosa serve? Ad integrare quella che è la guarigione del bambino. Noi andiamo proprio ad acquistare un nuovo spazio, perché la Casa di Joy non può essere adibita in questo momento a palestra riabilitativa, abbiamo bisogno di uno spazio congruo, nel senso con altezze giuste. E nascerà proprio un polo sanitario che è quello della palestra riabilitativa e anche di studi medici. I temi della vicinanza e della cura verso il prossimo ci sono particolarmente vicini e quindi non possiamo che plaudire a questa alleanza tra privato, terzo settore e comunità, ha sottolineato Arianna Facchini, assessore alle politiche giovanili e alle pari opportunità del Comune di Udine. Come amministrazione del Comune di Udine vogliamo esprimere innanzitutto la nostra vicinanza alla Casa di Joy, che è un'associazione che conosciamo, che sosteniamo per il loro lavoro assolutamente prezioso.
ci congratuliamo per questa alleanza tra il privato, il terzo settore e tutta la comunità. Ringraziamo naturalmente Despar per questa iniziativa che ha avuto un risultato assolutamente notevole. Ringraziamo tutte le persone che hanno lavorato a questa raccolta fondi e tutta la comunità che ha preso parte alla raccolta, che è un esempio di cura e di solidarietà che il nostro territorio conosce molto bene e di cui andiamo molto orgogliosi. Per Tiziana Pituelli contribuire al benessere delle comunità è una delle priorità del marchio dell'Abete, per questo continueremo a cercare modi per fare la differenza e ispirare positività nella nostra regione. Ecco, anche questa volta non dovremmo più sorprenderci rispetto alla classifica dei negozi più performanti, non dovremmo più sorprenderci perché stiamo parlando di un'associazione di Udine, ma anche in questo caso in classifica delle microdonazioni, perché noi non andiamo a guardare l'importo ma andiamo a guardare effettivamente quante microdonazioni sono state fatte, abbiamo un negozio di Trieste. Trieste Via dei Leo ha effettuato all'incirca 15.000 microdonazioni, seguito da Montalcini, arriviamo in Carnia, però nella top 10 abbiamo ben 5 negozi di Trieste. Questo per dire che in questa bella regione Friuli Venezia Giulia, quando si trattano temi importanti inerenti alla salute delle persone, non solo per questo, è una regione solidale, cioè la solidarietà proprio fa parte delle radici del Friuli Venezia Giulia.